Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Catania ha trovato morto l'avvocato Andrea Di Mauro, scomparso martedì sera. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel boschetto della Playa. A Palermo è mistero sulla morte di un uomo precipitato alla finestra di un edificio. Strage di Altavilla, uccise madre e fratelli, condannata a 12 anni e 8 mesi, la figlia di Barreca. Il padre è stato giudicato capace di intendere e volere e a processo assieme a una coppia di fanatici. Tutti sono accusati di aver partecipato alla mattanza. Caltanissetta, minorenne abusata dal cugino, la vittima finisce al pronto soccorso e i medici danno l'allarme. Palermo, scoperto il più grosso sequestro di crack in Sicilia, individuata la base di produzione delle dosi in un appartamento del quartiere Noce. Intanto la Sicilia attende i decreti attuativi della legge anti-crack. Lo scandalo dei referti non esaminati all'ASP di Trapani, da un lato 3.000 pazienti in attesa degli esami istologici, dall'altro le spese dell'ASP per promuovere l'immagine. Torna il maltempo, allerta arancione per la Sicilia nord-orientale, nelle province di Messina e Catania, scuole chiuse in molti comuni della costa ionica. Acireale abbraccia Francesco Moser, il campione di ciclismo venuto dall'estremo nord che adora la terra di Sicilia. Calcio, il Catania cerca un acuto in casa del Latino per chiudere in crescendo la stagione. Il tecnico toscano ha presentato la sfida di sabato soffermandosi sul momento dei suoi. Bentrovati. Dopo 2 giorni di ricerche è stato rintracciato alla Playa e trovato privo di vita Andrea Di Mauro, l'avvocato scomparso da martedì a Catania. L'autopsia chiarirà cos'è successo. Luca Ciliberti. L'ultima traccia che abbiamo di tuo fratello, questo è il suo motorino. Esatto, il suo motorino che ha parcheggiato il giorno della scomparsa. E la cosa fondamentale per noi è cercare di capire dove si sia diretto dopo. Pochi minuti dopo questo appello il telefono di Daniele squilla, la sua espressione del volto cambia. Intorno alle 12 gli comunicano che poco più là, in un terreno privato, è stato ritrovato il cadavere del fratello, disteso, pancia in aria e adagiato sul suo cappotto. Si è conclusa nel peggiore dei modi dunque la ricerca di Andrea Di Mauro, avvocato catanese di 53 anni, che aveva fatto perdere le proprie tracce martedì scorso dopo aver cancellato tutti gli appuntamenti. Adesso sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte, ma sul corpo non c'era alcun segno di violenza. L'uomo, padre di 2 figli, era uscito di casa in mattinata con uno zaino da palestra. Il suo scooter verrà rintracciato poche ore dopo alla fine del viale Kennedy nella zona della Playa di Catania, a ridosso di alcuni stabilimenti balneari. Le ricerche dei vigili del fuoco, supportati dalla Guardia Costiera e dalla Protezione Civile, partono immediatamente. Il suo cellulare viene agganciato in mare a poco più di 600 metri di distanza dalla costa. È stata effettuata una ricerca tramite ponte radio e che dava l'ultimo segnale proprio in mezzo al mare, dove ovviamente non poteva stare col telefono acceso. Poi subito abbiamo cominciato a suddividere l'area in settori. Questa mattina abbiamo deciso di iniziare a coprire un primo settore che era dall'altro lato del viale Kennedy. Ed è stata proprio in quest'area che alla fine è stato ritrovato la persona. La svolta nella mattinata di giovedì. Nel terreno adiacente agli stabilimenti balneari utilizzati per il motocross, dei ragazzi notano la presenza di un corpo e lo segnalano al proprietario. È successo qualcosa, esce uno con la motocicletta di qua, la palla l'ha urtato, è successo perché vedevo che era una voce veramente preoccupante. Non dice hanno trovato sta persona e basta. Il telefono di Andrea risulterà spento alle 12:40 di martedì. Oggi il tragico epilogo. Indagini sulla morte di un collaboratore scolastico dopo essere precipitato a un'altezza di pochi metri. Salvatore Palazzotto, di 63 anni, ha perso la vita dopo un incidente avvenuto in una palazzina che si trova in piazza Lampadà della Fraternità Aquilas a Palermo. L'uomo lavorava in un istituto che si trova vicino al luogo in cui si è verificata la tragedia. In base alle prime informazioni, Palazzotto non abitava in quell'edificio e dunque non è chiaro cosa ci facesse lì e perché si sia sporto da una finestra condominiale che si trova al secondo piano. Una delle ipotesi, ora al vaglio degli investigatori, è che l'uomo fosse andato a vedere un appartamento e che abbia dimenticato le chiavi appese all'interno, non riuscendo più ad accedervi. Secondo un'altra ipotesi, invece, il 63enne si trovava lì per effettuare dei lavori di manutenzione in nero per conto dell'affittuaria dell'abitazione e potrebbe essere scivolato mentre si arrampicava.
E adesso torniamo a parlarvi della strage di Altavilla Milicia. È stata condannata la figlia minorenne di Giovanni Barreca a 12 anni e 8 mesi. Oggi è anche iniziato il processo in cui sono imputati il muratore e la coppia cosiddetta diabolica che uccise, appunto, lo ricordiamo, la moglie di Barreca e i suoi 2 figli. Marco Gullà. 12 anni e 8 mesi di reclusione per la 17enne che insieme al padre Giovanni Barreca e a una coppia di fanatici religiosi ha ucciso la madre Antonella Salamone e i 2 fratellini durante un folle rito di liberazione dal demonio. È la prima sentenza sulla strage di Altavilla Milicia di un anno fa. La ragazza era accusata di omicidio plurimo aggravato e occultamento di cadavere. Contestualmente è iniziato anche il processo a Giovanni Barreca, principale imputato della mattanza di Altavilla. L'uomo è capace di intendere e di volere, lo ha stabilito la Corte di Assise di Palermo, che ha quindi respinto l'istanza di dichiarazione di non doversi procedere per infermità mentale presentata dal legale dell'imputato. Ha dei momenti di lucidità in cui ritorna a pensare a quello che è successo? Ha dei momenti di lucidità, però sono sempre caratterizzati da un delirio costante, per cui non so se si può parlare di lucidità nel senso più pieno del termine. Diciamo è una vicenda, è una questione un pochettino mentale e dunque un problema medico. Sotto processo anche Sabrina Fina e Massimo Carendente, la coppia diabolica. La donna nel corso dell'udienza ha reso delle dichiarazioni spontanee. Non ho mai ucciso nessuno, amo i bambini, gli animali e i disabili. Una persona incastrata che è andata lì per portare bene, per portare pace, come è la sua indole pacifica, e si è trovata all'improvviso una situazione derivata, una derivata di un femminicidio derivato e conseguenziale, che lei non ha partecipato né moralmente né materialmente. La donna adesso accusa anche il compagno. Ho chiesto a Carendente di non mettermi in mezzo, ma mi ha costretto a partecipare perché se non avessi preso parte alle preghiere avrei tradito Dio. La polizia di Caltanissetta ha arrestato un 20enne per violenza su una minorenne, ad abusare la ragazza il cugino. Sentiamo il servizio di Rita Cinardi. Una violenza sessuale ai danni di una ragazzina che non ha ancora compiuto i 18 anni, consumata tra le mura domestiche. È quanto hanno scoperto i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, che hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un 20enne nisseno per il reato di violenza sessuale su minore. I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio e sarebbero avvenuti all'interno dell'abitazione della ragazza. A violentarla sarebbe stato il cugino. Le indagini sono scattate qualche giorno dopo su segnalazione dei medici di un presidio ospedaliero della provincia di Caltanissetta, dopo che la giovane vittima di violenza si era recata in pronto soccorso per essere sottoposta a visita medica. L'arrestato, dopo la notifica degli atti, è stato condotto dai poliziotti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Sul caso non sono emersi ulteriori particolari proprio per tutelare la vittima di violenza ancora minorenne. Il più grosso sequestro di crack in Sicilia, con la base di produzione delle dosi in un appartamento del quartiere Noce a Palermo. La Guardia di Finanza ha arrestato un incensurato. Il tutto mentre la Sicilia attende ancora i decreti attuativi della legge anti-crack che è stata votata a settembre. Roberta Lunghi. Un appartamento in un vicolo del quartiere Noce a Palermo era diventato una delle basi più grosse di produzione di crack in Sicilia, quella droga dei poveri che si fa in casa, capace di effetti devastanti per gli assuntori e di ripercussioni drammatiche all'interno delle famiglie, con madri e padri disperati per la paura del non ritorno dei figli. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato un uomo incensurato e sequestrato 1,5 chili di cocaina, involucri sottovuoto, 500 dosi già confezionate di crack e 100 dosi di cocaina. È il sequestro di crack più grosso in Sicilia, tra i più significativi a livello nazionale. Il sequestro effettuato di 500 dosi per un equivalente di circa mezzo chilogrammo è particolarmente significativo se si considera che è pari a quanto sequestrato nella città di Palermo complessivamente nell'ultimo anno.
e la media dei sequestri degli ultimi anni a livello nazionale si attesta sui 13 kg. Il grossista, secondo l'accusa, aveva trasformato il balcone della propria abitazione in una vera e propria piazza di spaccio. Dopo un breve contatto telefonico, le dosi venivano lanciate da lì ai vari clienti, anche giovanissimi. In alcuni casi, come abbiamo constatato a Palermo, anche 11-12 anni, e gli effetti sono devastanti. Dilagante come il crack è l'appello delle famiglie che cercano aiuto, magari nelle comunità terapeutiche residenziali o in quel reinserimento sociale e lavorativo grazie al finanziamento di 23 milioni nel triennio, tutto contenuto nella legge anti-crack, approvata a settembre scorso in Sicilia, definita da Schifani una speranza per le famiglie, ma che per incomprensibile paradosso è inapplicabile. Mancano ancora i decreti attuativi. Lo scandalo degli esami istologici non esaminati all'ASP di Trapani. Da un lato ci sono migliaia di pazienti in attesa di questi esami fondamentali, quindi di ricevere il referto, dall'altro le spese dell'ASP per promuovere la sua immagine. È stata completata l'ispezione disposta dall'assessorato e in attesa ci sono oltre 3.000 referti. Laura Spanò. L'assessorato regionale alla salute ha già concluso l'ispezione all'ASP di Trapani. I numeri dell'emergenza sulla refertazione degli esami istologici in attesa sono davvero gravi. Rimangono da refertare 1.405 campioni del 2024 e 1.908 del 2025, quindi 3.300 campioni. Si tratta di una vera corsa contro il tempo, data di scadenza fissata entro il 14 marzo prossimo, così per venire incontro alle esigenze dei pazienti che attendono da mesi questi fondamentali esami per iniziare la loro terapia. Ad esaminare i vetrini saranno anche le ASP di Palermo, Catania, Caltanissetta, poi Villa Rosina, Cervello, Civico, Fondazione Giglio e Policlinico di Palermo. E mentre i ritardi si accumulavano e i pazienti attendevano, l'ASP di Trapani dal 24 luglio e fino alla fine dell'anno ha investito 100.000 euro per promuovere la sua immagine. E intanto l'onorevole Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, solleva nuovi interrogativi a proposito dello scandalo che sta investendo l'ASP. A Trapani, dice, smarriti esami istologici e operazioni al buio. Io spero che i responsabili di questa tristissima vicenda vengano cacciati in fretta, perché l'idea che si debba aspettare 8 mesi per un esame istologico, il fatto che si siano smarriti degli esami istologici, che delle operazioni si possano essere fatte al buio, senza biopsia perché non c'erano gli esami istologici, sono roba da Burundi. No ai preti che coprono gli abusi. Una lettera aperta scuote la comunità di Enna. Alla vigilia della Settimana Santa un gruppo di fedeli e di cittadini chiede a Monsignor Vincenzo Murgano di fare un passo indietro dopo il processo per falsa testimonianza sugli abusi di un sacerdote condannato. Gerry Italia. I riti della Settimana Santa a Enna e Piazza Armerina si avvicinano, ma il clima è tutt'altro che sereno. Una lettera aperta firmata dal Comitato Spontaneo Non accetto prediche da chi copre un abuso chiede a Monsignor Vincenzo Murgano di non prendere parte alle celebrazioni. L'invio di questa lettera nasce dalla necessità di sottolineare quanto riteniamo davvero inopportuno che Monsignor Murgano porti in processione il prossimo venerdì santo la Spina Santa, a seguito del suo rinvio a giudizio per falsa testimonianza insieme con il vescovo Gisano. I due dovranno comparire in aula il prossimo 26 maggio nell'ambito del caso di Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale su minori. Ma la questione non è solo legale. I firmatari denunciano il silenzio della Chiesa nei confronti delle vittime e il fatto che, nonostante le accuse, Murgano continui a presiedere le celebrazioni religiose, a volte persino scortato dalle forze dell'ordine. Una manifestazione di fede che non può permettersi la presenza di persone che, appartenendo alla Chiesa, non hanno mai mostrato alcuna sensibilità o vicinanza alle vittime di abusi e che ad oggi sono indagate per falsa testimonianza proprio in relazione alla copertura di abusi sessuali da parte di Don Giuseppe Rugolo. Nella lettera inviata anche al visitatore apostolico incaricato dal Papa, il vescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Radelli, il comitato lancia un ultimo appello: per il bene della comunità, della Chiesa e della fede, Monsignor Murgano si faccia da parte. Maltempo, nuovo avviso della Protezione Civile regionale che lancia per domani un'allerta arancione per la Sicilia nord-orientale nelle province di Messina e Catania. Diverse le scuole chiuse. Orazio Longo.
Una Sicilia tutta gialla eccetto la costa ionica messinese e catanese dal colore arancione. Così si presenta la cartina geografica della Protezione Civile regionale che annuncia un allertamento per la nostra isola nella giornata di domani, venerdì 7 marzo. L'area di bassa pressione presente tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia potrebbe determinare una fase di maltempo sullo Ionio e sul Tirreno meridionale, associata a un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. Per questo il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore della mattinata precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, con particolare riferimento ai settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da piogge di forte intensità, attività elettriche e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Agitati lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale, molto mossi lo Ionio meridionale e i restanti settori del Tirreno meridionale. Si invita a prestare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e a monitorare i corsi d'acqua che potrebbero esondare. Cautela a chi si mette per strada. Domani scuole chiuse nei comuni della costa ionica messinese. Il maltempo è previsto per una durata di 24-36 ore. Adesso una breve pausa, poi parleremo del caso Scieri, ma incontreremo anche Francesco Moser, campione di ciclismo. A tra poco. La morte di Emanuele Scieri. Sono state pubblicate le motivazioni della Cassazione che ha assolto il terzo commilitone. Non si trovava in caserma quella sera. Lorena Dolci. Non c'è la prova certa che abbiano agito in tre per provocare la morte di Emanuele Scieri, il 26enne siracusano paracadutista di leva, morto il 13 agosto del 99 nella caserma Gamerra di Pisa. Le motivazioni della Corte di Cassazione spiegano perché è stato assolto Andrea Antico, uno dei tre parà finiti a processo, già scagionato in primo grado, a differenza degli altri due graduati, Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati rispettivamente a 22 anni e a 9 anni e 9 mesi. L'ex caporale aveva sempre sostenuto di non essere stato in caserma quella sera e la Corte ha ragionevolmente concluso che lui e i genitori, anche quell'anno, avevano passato tutti insieme il Ferragosto in Puglia. A tirarlo in causa era stato il testimone chiave, che aveva riferito la presenza di alcuni commilitoni che in maniera agitata commentavano qualcosa di grave appena commesso. L'abbiamo fatta grossa, sudavano freddo, dicevano. Secondo la ricostruzione, il caporale Panella raggiunse Scieri in fuga e lo fece cadere da una torre, causandone la morte. La Corte di Cassazione si limita a prendere atto di quanto deciso da giudici che hanno giudicato in abbreviato, cioè vale a dire senza sentire i testimoni. Per queste ragioni riteniamo che la sentenza della Corte di Cassazione nulla toglie alla verità che stiamo costruendo sull'omicidio di Emanuele Scieri. Emanuele Scieri, praticante in uno studio legale, era appena arrivato alla caserma dopo il CAR, il periodo di addestramento. La sera stessa non si presentò al contrappello. Il cadavere venne trovato 3 giorni dopo, archiviato come suicidio nonostante le proteste della famiglia. La svolta nelle indagini arrivò nel 2017 con l'arresto di Panella, il capo camerata a cui era stato assegnato l'allievo. A Cireale ha abbracciato Francesco Moser, il campione di ciclismo venuto dall'estremo nord che adora la terra di Sicilia. Lo ha incontrato per noi Tonino Domana. Ha unito l'Italia da nord a sud, ha vinto tutto, dal Giro d'Italia alla Parigi-Roubaix, dalla Frecciavallone al Giro dell'Etna, passando per il campionato del mondo di ciclismo su strada a San Cristobal del 1977. Francesco Moser, soprannominato lo sceriffo per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa, non ha perso lo smalto dei tempi migliori e soprattutto continua ad unire, attirando vecchie e nuove generazioni. Un campione è per sempre e da Cireale può fregiarsi di averlo nel suo libro d'onore. Ci onora per la sua storia non solo dal punto di vista agonistico, ciclistico, ma anche la sua storia personale, quello che ha trasmesso ai giovani, e riteniamo che sia il ciclista, come dire, più importante e soprattutto più legato alla nostra regione e al nostro territorio. A fare gli onori di casa Nicola D'Agostino, la cui famiglia ha avuto sempre un legame profondo con Moser. Ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere anche di capire soprattutto il lato umano di questo campione, una leggenda del ciclismo che si è molto legata al nostro territorio. Oltre 270 le vittorie in carriera da professionista, con successi e ricordi indelebili anche in Sicilia. Io ho sempre avuto tanti tifosi in Sicilia, non so che mi volevano bene, insomma ogni volta che venivamo a correre qua volevano tutti fare le foto, gli autografi, insomma, e poi
È vero che ho anche vinto un po' di corse qua e anche se riesci a fare risultati allora è chiaro che i tifosi si avvicinano sempre di più. Ad Aci Sant'Antonio Moser ha inaugurato una via dedicata a Juan Manuel Santisteban, ciclista spagnolo scomparso tragicamente il 21 maggio 1976 durante una tappa del Giro d'Italia. Breve pausa e poi parleremo di calcio con il Catania, sentiremo Toscano ma anche il Messina. Tra poco. Eccoci al calcio. Il Catania, dopo i 3 pareggi consecutivi, cerca una vittoria in casa del Latina per provare a rilanciarsi nella parte finale del campionato. Oggi intanto il tecnico toscano ha presentato la sfida di sabato, soffermandosi soprattutto sul momento dei suoi. Marco Carli. Un girone fa, proprio con il Latina e la sconfitta interna, cominciò il trend negativo che ha accompagnato il Catania fino ad ora, dopo un avvio di campionato promettente. Adesso sarà di nuovo Latina, in casa dei neroazzurri, con gli etnei che cercano per l'ennesima volta di cambiare lo stato delle cose in campo, per sperare di essere protagonisti nei playoff e tentare di dare a questa stagione una logica, provando, almeno per quel che riguarda appunto il terreno di gioco, a riconquistare i tifosi. Situazione non facile perché l'emergenza continua, è quello di lavorare ogni giorno per portare in questo rush finale la squadra nel momento giusto, nelle condizioni migliori. Ci dispiace giocare in un clima così surreale perché fischiare alle formazioni o fischiare o andare via al pareggio nostro non è una situazione ideale, però io non giudico le scelte. Il tecnico potrà contare su una settimana di lavoro in più di Di Gennaro e Lunetta e avrà qualche alternativa in più in attacco, dove mancherà ancora Inglese. Chi rientra sono Montalto, De Paoli, Ierardi dalla squalifica però c'ha un virus, è rimasto a casa oggi, quindi dobbiamo vedere domani. Gli indisponibili sono Beters, Celli, Dal Monte, Di Tacchio, Guglielmotti, Inglese, Sturaro e Anastasio che non si è allenato in questi 3 giorni, quindi domani vedremo il quadro generale della situazione. La doppia partita del Messina, da oggi è in discussione la penalizzazione per il mancato pagamento dei contributi, ma intanto AD Invest ha dato disponibilità a cedere le sue quote. Deferita anche la Turris ieri. Rifletti potrebbero esserci anche per il Catania. Francesco Triolo. A 48 ore dalla sfida del Francoscoglio contro l'Avellino, il Messina gioca la sua partita più importante lontano dal campo ed è una doppia partita. La prima è quella in federazione con la Procura federale per la penalizzazione che arriverà a causa del mancato pagamento dei contributi fiscali e previdenziali. La seconda è quella per la sopravvivenza stessa del club. Intanto il primo pensiero è quello sulle decisioni del Tribunale Federale Nazionale. L'avvocato Luis Vizzino del Foro di Lago Negro e docente di diritto dello sport all'Università di Salerno è stato incaricato dalla CR Messina di predisporre la memoria difensiva presentata oggi nel tentativo, almeno, di ridurre al minimo la penalizzazione che potrebbe essere tra i 2 e i 6 punti. La decisione dovrebbe arrivare nella giornata di domani, insieme a quella che riguarda la situazione ben più disperata del Taranto che rischia l'esclusione dal campionato, così come la Turris per la quale il deferimento è arrivato nella giornata di ieri e la decisione è quindi slittata alla prossima settimana. Dopo il rinvio di Turris Taranto potrebbe saltare dunque anche il turno infrasettimanale tra Turris e Catania in programma al Massimino mercoledì prossimo. Sul fronte societario invece c'è da registrare l'incontro ieri sera tra il sindaco Federico Basile e il presidente Stefano Alaimo, che ha manifestato al primo cittadino la disponibilità di AD Invest a cedere la propria quota dell'80%, un'apertura ribadita anche dal CEO della fiduciaria lussemburghese allo stesso sindaco nel corso di una telefonata. Gli imprenditori interessati ci sarebbero, da ultimo uno sponsorizzato dal presidente del Trapani Valerio Antonini, ma da decifrare ci sono le clausole presenti nel contratto con l'ex presidente Sciotto e soprattutto il valore economico che AD Invest chiede per passare la mano, non una situazione semplice né veloce. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.